Tijani Reinders al Manchester City. Dopo un anno in cui ci ha fatto innamorare, dopo un anno in cui ha corso per tre, adesso arriva Pep Guardiola che lo vuole portare via. Intanto, secondo alcune voci, la squadra del Manchester City sta valutando il numero 14 del Milan, Tijani Reinders, l'olandese, per rinforzare la sua mediana. Se è così, allora noi diciamo solo una cosa: no, grazie, grazie Manchester City, grazie Pep Guardiola. Intanto Tijani Reinders è uno di quei pochi giocatori che ha dato a questo Milan in questa stagione qualità, che ha dato continuità e soprattutto ha dato la cattiveria che mancava in una stagione alletante. Ci servono proprio giocatori come Tijani Reinders per partire, per arrivare in alto e oltre che vendere. Noi non dobbiamo vendere. Il Milan deve smettere, ragazzi, deve smettere di essere il mercato dell'Europa. Caro Ibrahimovic, caro Moncada, cara dirigenza, il Milan non è il mercato dell'Europa. Abbiamo perso Donnarumma, abbiamo perso Cialanoglu, abbiamo perso Frank KC, abbiamo perso tanti giocatori a costo zero. Poi per quanto riguarda Tijani Reinders, niente offerte, niente trattative, dobbiamo dire soltanto una cosa: Tijani Reinders resta con noi, resta a Milano, resta al Milan fino al 2030-2040. Tijani Reinders non si muova. Intanto ragazzi, commentate la vostra opinione. Secondo voi lo vendereste mai Tijani Reinders? Se sì, per quale tariffa, per quale cifra Tijani Reinders va venduto dal Milan? Commentate la vostra opinione.